Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Da Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. Da Plus, suono nuovo di alta qualità. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Donne. Radio RPL 02 66 20 35 29 per intervenire anche in questo spazio, lo spazio dell'associazione Donne Più. Abbiamo in studio il grande piacere di avere Mara Dal Zocchio. Se volete intervenire con lei, ripeto ancora una volta il numero 02 66 20 35 29. Benvenuta Mara. Grazie Giulio, è un piacere per me essere qui con te oggi negli studi di RPL a Milano, la vostra radio libera. La radio senza censure, mi raccomando, se intervenite però sempre con educazione. Eccomi qui ancora con voi dopo la pausa estiva. Vi ricordo ogni quarta domenica del mese nello spazio dedicato alle donne più dalle ore 13:30 alle 14. Ne approfitto per salutare la nostra presidente Silvana Morena e tutte le presidenti che stanno veramente conducendo un ottimo lavoro sul territorio. Quindi vi dicevo, eccomi qui un'altra volta, dopo tutta la pausa estiva, a riprendere i nostri temi che abbiamo lasciato ma che non abbiamo abbandonato, e però con altri temi che si sono presentati davanti a noi e che ovviamente hanno interessato tutta la società ma anche noi rappresentanti delle istituzioni. Innanzitutto però io vorrei ricordarvi che durante quest'estate, che mi auguro sia stata un'estate molto buona per voi, abbiamo potuto comunque fare le nostre vacanze, abbiamo potuto incontrare gli amici, abbiamo potuto riprenderci un po' di vita normale. E questo credo sia stato assolutamente un bene per tutti noi, perché socializzare è molto importante per noi tutti, ma molto importante anche per l'economia. Le attività hanno ripreso, le aziende turistiche hanno beneficiato di questo periodo di libertà, un po' vigilata, ma comunque di libertà rispetto ai periodi precedenti. Ecco, vi dicevo che durante questo periodo è successo qualcosa di particolare, ma di molto importante. Vorrei ricordarvi innanzitutto che con il mese di luglio è iniziata la raccolta firme sui 6 referendum che riguardano la giustizia. 6 referendum che riguardano la giustizia per avere una giustizia più giusta. Vi ricordo che avete ancora qualche giorno di tempo, potete apporre anche la vostra firma online, è semplicissimo, quindi vi chiedo uno sforzo in più, perché non dobbiamo dimenticare che questo è un referendum assolutamente importante per tutti i noi cittadini. E perché lo è? Perché noi tutti chiediamo da tempo di avere una riforma più giusta, e quindi i 6 quesiti che sono alla vostra attenzione li vorrei ricordare qui brevemente,
perché possiate un'altra volta essere messi al corrente dell'importanza di andare a firmare in tutti i banchetti che trovate sparsi per le nostre città, i nostri comuni, e per poter così arrivare agevolmente a raccogliere tutte le firme indispensabili per poi proporre il referendum. Quindi, primo punto, riforma del CSM. Stop quindi allo strapotere delle correnti, voi lo sapete, ci sono correnti all'interno del CSM e quindi noi diciamo che questo non va bene per la giustizia. Secondo quesito, responsabilità diretta dei magistrati. E questo è importante perché votando sì alla responsabilità diretta dei magistrati si tutelano i cittadini, perché ovviamente chi sbaglia deve pagare, tutti gli amministratori devono pagare e quindi anche i magistrati, quando purtroppo certi cittadini subiscono un processo ingiusto, e quindi non possiamo che chiedere anche per loro una responsabilità diretta, che sia anche una responsabilità in più per loro nel momento in cui devono mettere sotto processo cittadini. Poi un'equa valutazione dei magistrati, questo è il quesito numero 3. I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati, ma noi evidentemente chiediamo che ci sia una valutazione anche da parte dei consigli giudiziari, in modo tale che ci sia una valutazione più ampia. Quarto quesito, la separazione delle carriere dei magistrati. Noi lo chiediamo come Lega da una vita. I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati, questo è evidente, no? Proprio per una giustizia che, ripeto, sia più giusta. Poi c'è un altro quesito che riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. Stop quindi alle porte girevoli per ruoli e funzioni. Un altro quesito è quello dei limiti agli abusi della custodia cautelare, sempre per una giustizia più giusta e un equo processo per tutti. Purtroppo molte persone si sono dovute sorbire per anni dei processi e poi magari sono risultati innocenti, però hanno rovinato la vita e la carriera politica magari a molti cittadini. E il sesto quesito che riguarda l'abolizione del decreto Severino, anche questo assolutamente importante sempre per una giustizia più giusta. È importante che questo decreto Severino venga abrogato e quindi vi invito ancora una volta a passare ai gazebo della Lega, ma comunque in tutti i banchetti che trovate nelle nostre città, per firmare su questi 6 quesiti. Bene, detto questo, come vi ho già detto prima, in questa estate i temi sono stati vari. E oggi vorrei affrontare con voi un tema molto scottante che riguarda il tema del Green Pass e dell'obbligo vaccinale. Ecco, Mara, scusa, abbiamo un'ascoltatrice per te. Grazie mille. Allora, innanzitutto ascoltiamo chi c'è in linea. Posso sapere il nome? Sì, buongiorno signora, sono Lisetta. Lisetta, buongiorno. Volevo parlare di una notizia straniera, di quella ragazza lì decapitata in Afghanistan, se non le dispiace. Grazie Lisetta, Ecco, questo è una un notizia tema che ha segnato profondamente anche noi donne, naturalmente, qua in Italia. Assolutamente sì, questo era un tema che avrei voluto affrontare nella prossima trasmissione. Perché probabilmente sarà verso approfittato con la sua trasmissione. Ha fatto bene ricordarlo, perché la colpa purtroppo della giovane pallavolista, che mi sembra che si chiami Nauvin Hakim, era di non voler abbandonare lo sport, vietato alle donne
in quel paese lì, perché facce e corpo non sono coperti. Così i talebani l'hanno decapitata, confermando la natura barbara del loro movimento, non cambiato, dico io, rispetto ai 5 anni di potere precedenti, cioè 1996-2001. A dare la notizia del diritto è stato compiuto a inizio ottobre, non è proprio recente comunque, ma la tragedia è emersa solo ora, perché, signora, i talebani avrebbero trattenuto anche i familiari della vittima, costringendola al silenzio. Eppure questo dettaglio dice del clima, e sottolineo, di pesante repressione che grava su Kabul. Il tragico sacrificio eterno della giovane pallavolista Naibuin Hakim serve a scuotere, dico io, le coscienze intorpidite della comunità internazionale, mettendola al centro il destino di un popolo e non in primis gli interessi economici. Tutto qua, la saluto e buona giornata. Buon lavoro. Buongiorno. Grazie Elisetta, a lei. Allora di questo argomento magari ne parlerò durante il mio intervento nel mese di novembre, perché il 25 novembre, ricordo tutti, sarà la giornata contro la violenza alle donne, quindi magari in quella trasmissione riprenderò questo argomento assolutamente importante, triste, grave, che comunque riguarda non solo le donne, ma riguarda anche tutte le democrazie e anche la nostra società. Grazie comunque Elisetta per aver ricordato questo dramma che purtroppo succede molto spesso e si è, come dire, ripresentato in forma più grave dopo che in Afghanistan purtroppo si sono ritirate le forze che cercavano di portare la democrazia in quello stato. Riprendo e vado avanti con il tema che vi avevo annunciato prima, che riguarda il Green Pass e l'obbligo vaccinale. È un tema divisivo per la nostra società, ma cerchiamo invece di renderlo un tema che ci possa aiutare tutti a uscire da questa situazione difficile che ha creato il Covid, una situazione difficile sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico. Certo è che bisogna chiedersi se la Costituzione viene rispettata, perché purtroppo sembra che in questo momento la Costituzione sia un po' tirata per la giacchetta da una parte e dall'altra a secondo della convenienza. Io non entro nel merito se sia giusto vaccinarsi o meno. Lo sappiamo tutti che per legge non c'è nessun obbligo vaccinale e quindi non possiamo fare discriminazioni verso le persone che legittimamente intendono di non sottoporsi a questa vaccinazione. Però nello stesso momento dobbiamo essere anche responsabili tutti quanti, perché dobbiamo uscire da questa situazione creata dal Covid che ha messo in serie difficoltà anche la nostra economia. Diverso è forse un po' il tema del Green Pass, tema che, come detto prima, sta dividendo la nostra società, ma che forse non è gestito nella maniera giusta. Io ritengo che il governo dovrebbe ascoltare anche questa parte di società che chiede di essere ascoltata, ma che fino a questo momento però sembra che ci sia una chiusura verso le richieste che provengono da una parte di cittadini, nemmeno troppo piccola direi, e abbiamo visto comunque anche un atteggiamento di chiusura del governo rispetto a questo tema, che credo non porti da nessuna parte. In tutta Italia le manifestazioni continuano, anche dopo l'ultima manifestazione che è stata bruscamente interrotta, voi lo sapete tutti, a Trieste sono
stati allontanati i manifestanti con gli idranti. E qui c'è da chiedersi anche se il ministro Lamorgese sia all'altezza del suo lavoro, perché in pochissimi giorni l'abbiamo vista comportarsi in modi completamente diversi, uno molto liberale nei confronti di chi ha manifestato in maniera violenta e ha assaltato la CGIL a Roma, e l'altro invece veramente il pugno di ferro con manifestanti assolutamente pacifici. In tutto questo io vorrei ricordare anche quanto ha fatto comunque la Lega in questo governo, perché la Lega ha sempre detto che era rispettosa di quella che è la nostra Costituzione e che dà la libertà ai cittadini di non sottoporsi a vaccino. E quindi il suo lavoro, il lavoro dei nostri parlamentari, è stato quello di evitare che in Italia venisse obbligata la società a vaccinarsi. Ovviamente c'è stato anche come dire una contrattazione con il governo che a tutti i costi avrebbe voluto comunque inserire l'obbligatorietà, e la mediazione ha portato a come dire dare un sì al Green Pass, non un sì al 100%, ma che fosse un sì riservato solo ad alcune categorie di persone. Invece questo Green Pass è stato poi applicato a tutti i lavoratori, e quindi tanti lavoratori si sono trovati veramente in difficoltà. Ed è per questo che dico bisognerebbe parlare con questi lavoratori che non sono contro la vaccinazione, bisogna dire anche questo, non tutti sono contro la vaccinazione. Contro il Green Pass ci sono anche persone che liberamente si sono vaccinate, ma che lo trovano un obbligo che come dire limita la loro libertà, e comunque per chi non si è vaccinato limita anche un loro diritto, che è quello di lavorare, di avere alla fine del mese anche uno stipendio, perché bisogna ricordare che cittadini che non hanno voluto vaccinarsi e che non vogliono comunque sottoporsi anche al tampone sono a casa senza stipendio, e magari sono persone che faticano ad arrivare alla fine del mese, e comunque sia alla fine del mese bisogna portare a casa i soldi per mangiare, magari c'è anche un affitto da pagare, magari c'è anche il mutuo da pagare, e quindi una risoluzione, un punto d'incontro tra il governo e questa parte di società credo che sia necessario trovarla, sempre nel rispetto però di tutti, e nel rispetto anche dell'economia, perché l'economia deve ripartire. L'economia è assolutamente un tema importante per la nostra società. Diciamo che purtroppo in questo anno e mezzo gli imprenditori hanno sofferto tantissimo per le chiusure obbligate. Noi non ci possiamo trovare ancora in una situazione di chiusura. Quindi cerchiamo di contribuire tutti quanti nel limite del possibile affinché non ci siano più chiusure e poter finalmente essere liberi, poter partecipare alla vita normale che tutti ci auguriamo arrivi nel più breve tempo possibile. Quindi se qualcuno vuole interloquire con me sulla questione anche del Green Pass, questo tema che ancora tiene banco tutti i giorni anche sui giornali, nel talk show televisivi,
dovete fare il numero 02 66 20 3529. Ecco, lo ripeto magari piano, così potete prendere penna e foglio e scrivere questo numero per parlare con me. Comunque potete parlare anche di altri temi, cioè le telefonate sono libere, potete toccare qualsiasi argomento che vi interessa. Il numero è 02 66 20 3529. Ecco, magari metto da parte un po' questo argomento per parlare di un altro argomento, sempre attuale anche quello, che riguarda le elezioni amministrative che si sono svolte pochi giorni fa. Ecco, un dato veramente importante e che fa pensare, che fa riflettere, che deve far riflettere tutti noi, riguarda l'assenteismo. Ha toccato cifre impensabili e questo non va assolutamente bene per la democrazia. Ricordiamo che il voto è una conquista, è stata una conquista importante. Abbiamo la possibilità con il voto di cambiare la società. Con il voto noi possiamo esprimere liberamente il nostro pensiero. Non andare a votare vuol dire abdicare al nostro ruolo, vuol dire non essere più liberi di dire quello che pensiamo, ma assoggettarci alla volontà degli altri. Questo non è possibile. Ognuno deve poter scegliere i propri rappresentanti, ma per scegliere i propri rappresentanti bisogna partecipare alle votazioni. Io capisco che il momento sia delicato, che le persone abbiano altri problemi magari per la testa, ovviamente ci sono molte persone che a causa del Covid hanno perso il lavoro oppure non hanno potuto lavorare e quindi gli imprenditori non sono riusciti a mantenere nemmeno magari i loro dipendenti, tante attività hanno chiuse e altre faticano ad andare avanti. Però ricordo ancora che il voto è assolutamente importante, perché poi magari ci troviamo degli amministratori che noi non avremmo mai voluto avere, però quelli ci ritroviamo e ce li troviamo perché noi non siamo andati a votare. L'astensionismo che supera il 50% è impensabile. Voi capite che ci sono degli amministratori adesso che governano, che sono lì magari con un 15%, un 20%, perché di quel 50%, ma neanche scarso, di quelli che sono andati a votare, ovviamente si sono ripartiti sui diverse liste, no? Quindi ci sono dei sindaci che sono stati eletti magari solo con un 15% di tutta la popolazione. Questo deve far riflettere e comunque deve far riflettere anche il fatto che abbiamo una comunicazione che in questo periodo sta cercando di far passare il centrodestra come un centrodestra fascista e per questo da combattere. Ecco che per questo noi cittadini dobbiamo andare a votare al di là delle nostre visioni politiche, perché dobbiamo salvaguardare comunque la democrazia. E in questo momento la democrazia esiste ancora? Questa è una domanda che continuamente ci facciamo, anche noi amministratori, e io vorrei ricordare anche quanto è stato detto dal professor Galli della Loggia, che parlando del sistema politico italiano dice che il sistema politico italiano sta cambiando. Il governo resta normalmente un governo parlamentare, ma i partiti, scrive, abdicano alla loro sovranità e decretano la loro irrilevanza. E quindi noi cittadini cosa facciamo?
Noi cittadini dobbiamo riappropriarci invece della volontà di esprimere i nostri amministratori. Non è possibile rimanere a casa quando ci sono le votazioni, non è possibile far finta di niente, non è possibile occuparsi di politica, perché la politica poi governa la società. E quindi dobbiamo sostenere i partiti, dobbiamo sostenere tutte le liste di destra, di sinistra, di centro, perché comunque devono essere loro a governare e non possono essere assolutamente i tecnici. E purtroppo sta succedendo questo, sta succedendo che le democrazie vengono un po' messe da parte e prevale invece la tecnocrazia. E guardate che questo è un tema assolutamente importante, perché molti anni fa, decine di anni fa, c'era qualcuno che diceva che la tecnocrazia bisogna preferirla alla democrazia. Ecco, dovete ricordarle queste parole, perché non è possibile dare seguito a questo pensiero. Sono anni che purtroppo l'Italia è governata anche da tecnocrati, no? Per carità, forse in un momento particolare possono essere serviti, però non possiamo abdicare a loro il governo della nostra nazione. Il governo della nostra nazione deve essere governato dai partiti. Non importa chi viene eletto, se di destra o di sinistra, nel senso che comunque i partiti devono governare. Poi è chiaro che ci sono due modi di vedere la società completamente diversi, ma dobbiamo anche pensare che sono i cittadini che liberamente poi con il voto scelgono da chi essere governati. E soprattutto la democrazia è democrazia quando si alternano i governi. Governi di destra, governi di sinistra, governi di centrodestra e governi di centrosinistra. Ma questi governi devono essere legittimati dai cittadini. Per questo ripeto che sembra molto strano che in questo momento particolare, drammatico, che sta attraversando anche la nostra nazione, i cittadini abbiano scelto di non andare a votare. Mara, scusa, siamo arrivati al termine, abbiamo giusto 30 secondi per i saluti. Allora, qui il tempo veramente passa veloce. Quando parlo con voi non mi rendo conto che veramente il tempo vola, no? A me sembra di essere qui da 5 minuti, invece ho esaurito il mio tempo. Allora, io vi ringrazio per avermi ascoltata, ringrazio Lisetta per essere intervenuta, vi ricordo che ci sarò con voi la quarta domenica del mese di novembre, quindi riprenderò quel discorso che è stato anticipato da Lisetta, è un tema assolutamente importante. Grazie, un bacione a tutti, buona domenica da me e anche da RPL.